Momenti di paura ieri sera in un'abitazione di Teolo sui Colli Euganei. Un 46enne cingalese spara alla figlia mentre stava lavorando come badante e poi tenta di uccidersi. Un bambino di 3 anni di Sant'Orso è morto in ospedale dopo essere stato portato 2 volte dai genitori nel nosocomio vicentino. Aperta un'inchiesta sulla vicenda e disposta l'autopsia. Un 58enne vicentino questa mattina è stato tamponato da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici. Il ciclista sbalzato nel fossato è morto sul colpo. Abitava nel Trevigiano il camionista morto ieri nell'incidente in autostrada a Bologna, un incidente drammaticamente simile a quello dello scorso agosto, praticamente nello stesso punto. Giornate importanti sul fronte Mose Grandinave a Roma nel pomeriggio. Il governatore Zai e il sindaco di Venezia Brugnaro e quello di Chioggia a Ferro incontreranno il ministro Toninelli. Olimpiadi invernali 2026, summit a Roma alla presenza del presidente del CONI Malagò e degli altri protagonisti, tra cui il governatore Luca Zaia. Le ultime immagini di un lupo che passeggia tranquillamente in paese nell'altopiano di Asiago e la regione decide di raddoppiare i fondi contro i danni delle predazioni di bestiame. Buongiorno e ben ritrovati, lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, la cronaca, momenti di paura ieri sera in un'abitazione di Teolo sui Colli Euganei. Un 46enne cingalese spara alla figlia mentre stava lavorando come badante e poi tenta di uccidersi. Sentiamo. È andato a trovare la figlia al lavoro armato con una carabina calibro 9. Quando lei ha aperto la porta le ha sparato 2 colpi, uno al volto e uno al braccio. Un 46enne dello Sri Lanka poi ha tentato di togliersi la vita mentre la ragazza agonizzava a terra. Una scena raccapricciante avvenuta davanti agli occhi di una coppia di ottantenni per cui la giovane lavorava come badante in una villetta di Teolo sui Colli Euganei. L'agguato martedì sera poco dopo le 9. L'uomo suona alla porta e quando vede la figlia le spara, poi rivolge l'arma contro se stesso e colpisce ancora un unico proiettile al volto. Non riuscendo ad ammazzarsi subito prende una corda e cerca di impiccarsi ad una trave. Nel frattempo l'anziano proprietario di casa chiama i carabinieri che arrivano in tempo per salvare il 46enne mentre la ragazza viene portata subito in ospedale. Padre e figlia ora sono entrambi ricoverati in condizioni stazionarie ma molto gravi. Il 46enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio, ancora sconosciute le cause che lo hanno portato a compiere il folle gesto. Ed abbiamo raccolto la testimonianza di un cugino dell'anziano a cui la giovane donna ferita faceva da badante. Ieri sera era in casa e ha sentito gli spari. E invece a un certo punto, dopo alle 7:30 della sera, e a un certo punto, niente, e dopo poco arrivò l'autobus, arrivai che lì, non sapevo, questo qua è mio cugino, tutto là. Ma lei li conosceva queste persone? Io era sta ballata che passava di qua, che penso che era fissa tutto il giorno, anche la notte. Però a un certo punto mi vedevo passare, ogni tanto che era un po' di pausa, a camminare, di vista e basta. Ma ha sentito suo cugino? No. No, perché dopo che i carabinieri mi avevo solo là dentro, mi avevo solo trovato dentro, e tutto là. E il padre di questa ragazza non la conosceva? No. Mai visto? Mai visto. Ma viveva con loro? Non veniva mai qua. Ah, non viveva qua lui? No, solo lei era con me. C'è lei che parla, signor, non so trovare figlia, c'è stati contrattempi con qualcosa di particolare, non so cosa c'è chiesto. Ed ora ci spostiamo nel Vicentino. Un bambino di 3 anni di Valli del Pasubio è morto a Sant'Orso di Schio dopo essere stato portato in ospedale 2 volte dai genitori. Aperta un'inchiesta sulla vicenda. È stata disposta l'autopsia sul corpicino del piccolo Giulio, morto per un mal di testa dopo 2 ricoveri all'ospedale di Sant'Orso di Schio. Il bambino, che viveva con i genitori a Valli del Pasubio, aveva appena 3 anni e nel primo pomeriggio di martedì ha accusato forti dolori addominali. È stato quindi portato in ospedale da mamma e papà ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito e dimesso. Una volta tornato a casa il bambino si è sentito male di nuovo e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. I genitori l'hanno riportato al Sant'Orso, dove Giulio è spirato nel tardo pomeriggio. Sui fatti stanno indagando i carabinieri, che pare abbiano già ottenuto le cartelle cliniche del piccolo. L'azienda sanitaria della Pedemontana ha emesso una nota in serata esprimendo
esprimendo vicinanza ai familiari e cordoglio per la morte del bimbo. L'U7 conferma che i medici avevano già deciso di fare un'autopsia per determinare le cause della morte di Giulio e, in attesa delle decisioni della magistratura, assicura la massima collaborazione. Continuiamo con la cronaca dal Vicentino, incidente stradale mortale, coinvolto un ciclista. Barbarano Mossano, incidente mortale intorno alle 10:30 di ieri sera a Villaga, lungo la provinciale Euganea Berica, dove è deceduto Claudio Bassetto, 58enne di Legnago. L'uomo, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato tamponato da un 19enne residente a Barbarano Mossano. A seguito del violento urto è stato sbalzato nel fosso e, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 giunti dagli ospedali di Noventa, Vicentina e Lonigo, è spirato poco dopo a seguito delle gravi lesioni riportate. Mentre sono in attesa i risultati delle analisi tossicologiche sugli investitori, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Abitava nel Trevigiano il camionista morto ieri nell'incidente autostradale a Bologna, un incidente drammaticamente simile a quello dello scorso agosto, praticamente nello stesso punto, e anche in quel caso a perdere la vita era stato un autista veneto. Era residente a Oderzo, l'autotrasportatore che ieri ha perso la vita lungo l'autostrada A14 all'altezza del raccordo tra la Bologna-Taranto e la Milano-Napoli, poche decine di metri di distanza dal luogo in cui lo scorso anno si era verificata la spaventosa esplosione dell'autocisterna condotta da un altro veneto, un camionista in quel caso di Agugliaro nel Vicentino. A perdere la vita ieri è stato Gheorghe Pantea Moglan, 68 anni, romeno, padre di 4 figli, che abitava in via Padre Artico. Aveva appena concluso lo scarico della merce a Firenze e stava quindi ritornando verso casa. Il tragico schianto in cui invece ha trovato la morte è accaduto a Borgo Panigale e ha coinvolto oltre al suo un altro mezzo pesante. Entrambi i tir sono stati poi avvolti dalle fiamme. Il conducente dell'altro camion è ricoverato con traumi di media gravità. All'origine del sinistro il tamponamento da parte del mezzo condotto dal romeno di una bisarca carica d'auto, favorito con tutta probabilità dagli incolonnamenti seguiti a un incidente precedente. Ed un altro grave incidente stradale ieri notte a Cadoneghe, 4 persone ferite. Uno schianto potente tra 3 auto che diventano un ammasso di lamiere. Pauroso incidente martedì notte lungo la nuova statale del Santo all'altezza dell'uscita di Bragni nel comune di Cadoneghe. 6 persone sono rimaste coinvolte, di cui 4 portati in ospedale. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza le auto e soccorso insieme ai medici del 118 gli automobilisti. 4 feriti sono stati trasferiti subito in pronto soccorso. Le forze dell'ordine hanno poi eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima dell'alba con la rimozione dei mezzi e il ripristino della circolazione. Era sfuggito ad un controllo antidroga lo scorso 30 giugno tentando di colpire i carabinieri che lo stavano fermando, poi era fuggito abbandonando 2 valigie con un carico di droga. I carabinieri di Spinea hanno eseguito ieri pomeriggio un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. I militari lo hanno atteso per ora postati all'esterno del posto dove si nascondeva una camera di un appartamento di Spinea, e all'uscita lo hanno fermato e dichiarato in stato di arresto. Lo scorso 30 giugno durante un servizio di pedinamento i militari avevano tentato di bloccarlo mentre camminava con 2 valigie. Alla vista dei militari aveva reagito in maniera violenta tentando dapprima di colpirli per guadagnarsi la fuga, portando con sé le 2 valigie poi abbandonate per strada per scappare con più facilità. Giornate importante sul fronte Mose e grandi navi. A Roma nel pomeriggio il governatore Zaia e il sindaco di Venezia Brugnare, quello di Chioggia Ferri, incontreranno il ministro Toninelli. Sentiamo tutti i particolari dal nostro Filippo Fois. Sì, buongiorno, è una 2 giorni densa di appuntamenti sul fronte delle grandi navi e anche del Mose, quella che si sta svolgendo a Roma. Ieri al Ministero delle Infrastrutture c'è stata una riunione tecnica per trovare una soluzione se non altro provvisoria al passaggio delle grandi navi in laguna. Oggi invece il ministro Danilo Toninelli incontrerà Luca Zaia, che sarà audito in commissione assieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e a quello di Chioggia Alessandro Ferro.
per approfondire gli sviluppi dei progetti sulle grandi navi. Partiamo dall'incontro che si è svolto ieri al MIT. Erano presenti l'autorità di sistema portuale, il direttore generale di Venezia Terminal Passeggeri e i più alti esponenti di CLIA, l'associazione che rappresenta a livello mondiale l'industria croceristica. L'unica cosa che non possiamo permetterci è non agire, ha commentato al termine il ministro Danilo Toninelli. Per il progetto definitivo serviranno alcuni anni, ma intanto bisogna dare subito un segnale a Venezia, al Paese e al mondo. Oggi naturalmente, come detto, si continua a lavorare per questo, si parlerà anche del commissario per il completamento dei lavori del MOSE, il sistema di dighe mobili per difendere Venezia dall'acqua alta. Già ieri ai nostri microfoni il presidente della regione Luca Zaia ha detto che i nomi per il prossimo commissario si sono ridotti a due profili alti, non dei riciclati della politica aggiunto, ma con elevata professionalità. Le nomine spetteranno al Ministero, ma bisogna anche ascoltare la Regione. Zaia ha parlato di persone specchiate di indubbia moralità oltre che operative, visto che è assolutamente imprescindibile oramai andare avanti e finire finalmente i lavori del MOSE. Con questo per ora è tutto. Prossimi aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie a Filippo Fois, e noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Parliamo di Olimpiadi 2026 Summit a Roma, al CONI. Il governatore Zaia al termine del vertice ha fatto il punto. Sentiamo. È stata, a mio avviso, una riunione positiva, anche perché abbiamo definito innanzitutto di dare un incarico a un advisor per definire costi e benefici, pregi e difetti di SPA e di fondazione, quindi a breve giro di posta avremo la decisione, scioglieremo anche il dubbio e il quesito della formula giuridica, e dall'altro il definire sempre un profilo professionale ideale per poi dare in mano questo uomo macchina e scegliere la persona che andrà a governare tutta la partita delle Olimpiadi. Io peraltro ho anche suggerito che sia una persona, oltre ad essere di stand internazionale, che abbia visione industriale, che venga dal mondo dell'industria, che sia uomo di relazione, ma che comunque ci presenti anche un piano industriale delle Olimpiadi che vada anche oltre le Olimpiadi, visto e considerato che poi ci restano le strutture da valorizzare, ed è bene che cominciamo anche a pensare a qualche candidatura post Olimpiadi con una visione un po' prospettica di qualità. Quali sono i tempi? Ma guardate, penso che nel giro di qualche settimana si definisce tutto, poi ovviamente sentirete anche i miei compagni di viaggio, però insomma la volontà di far veloci, di essere in linea con il cronoprogramma CIO e di dimostrare al CIO che questa Olimpiade diventerà un case history per il CIO. Prossima riunione? Ma la prossima riunione penso a breve. Io sono operativo anche ad agosto, per cui se vogliamo fare anche il 16, il 15, io ci sono. Ed ora torniamo a parlare del caro affitti Ater, la legge di riforma sull'edilizia popolare, della protesta di questi giorni di alcuni inquilini. Ma cosa e come cambierà il punto della situazione? Lo abbiamo fatto ieri nella nostra trasmissione 20 e 10 assieme all'assessore regionale servizi sociali Manuela Lanzarin. Andiamo a applicare un meccanismo che è quello che viene applicato solitamente per tutti i servizi, quindi quelli dell'ISEE e non più del reddito, che diventa un meccanismo di un'equità e di una giustizia sociale, nel senso che la persona viene diciamo così, insomma, misurata in base a tutte le sue proprietà, beni immobili e beni immobili. Il reddito invece era solo quello che uno dichiarava, quindi uno poteva anche dichiarare zero, ma poi poteva invece avere dei beni immobili e dei beni immobili. Con l'ISEE questa cosa qui non è più possibile, quindi uno deve dichiarare quello che ha realmente. Su 40.000 alloggi, più o meno una 15.000 di questi erano sotto i 50. Di persone che pagavano tra i 7 e i 50 euro. Sì, cioè non sono pochi. Adesso io per carità dico, uno entra quando è in una situazione anche indigente, riconosciuta, entra con 7-10 euro, poi non può rimanere dentro e pagare 7-10 euro per una vita, perché sennò mi sembra che comunque non sia giusto ed equo rispetto, non so, alla famiglia, alla signora anziana che è in un appartamento
e deve pagare l'affitto e non ce la fa a pagare l'affitto, a prendersi le medicine, tutto il resto. Questa legge mette un po' di ordine, quindi noi oggi cosa faremo? C'è già un tavolo di monitoraggio insediato in cui ci sono tutti, le ATER, i comuni, i sindacati, gli inquilini, insomma, quindi ragioneremo sui singoli casi anche, quelli che abbiamo visto che sono i casi eclatanti, in modo da capire anche rispetto a questi come casi. Come la signora di 88 anni che citava Zaia. Sì, ma oppure anche il caso eclatante di quello che gli schizza l'affitto, pagava 200, adesso paga 4,50, quindi 250 euro in più. Come mai? Com'è composto il tuo ISE? Tu rientri, hai avuto, insomma, capiamo, vediamo, poi vediamo insomma che correttivi riusciamo a fare. In attesa di correttivi, diciamo, puntuali, sì, no? certo. Quindi non si sospende la legge, lei lo ha già detto ai nostri microfoni, non si cambia, si va a fare dei correttivi. Settimana prossima? Sì, presumo, insomma, gli uffici stanno predisponendo un atto, quindi presumo. Però intanto devono pagare, giusto? Certo. Questo è l'accordo, poi eventualmente... Poi ci saranno dei conguagli, cioè, nel senso, nel momento in cui verranno messi in atto dei correttivi e per cui uno che si vedeva un canone di un certo tipo ha una riduzione, ci saranno i conguagli rispetto alla mensilità successiva. E ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali ed ora andiamo a Vicenza, dove il prefetto ha incontrato i sindacati. Una delegazione ha chiesto provvedimenti urgenti in tema di sicurezza sul lavoro. Non siamo qui sotto per protestare sulla prefettura, ma per sostenere insieme una lotta importante, che è quella che ogni padre di famiglia, ogni persona torni a casa dopo aver lavorato. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro, e questo è il tema che ha spinto le principali organizzazioni sindacali a chiedere al prefetto un incontro urgente per affrontare insieme la questione. Agricoltura, edilizia, manifatturiero, metalmeccanico sono questi settori lavorativi nel Vicentino che hanno registrato il maggior numero di incidenti e vittime dall'inizio dell'anno. In Veneto ad oggi le vittime sono 24. L'ultimo incidente è solo 2 settimane fa a Valdagno. 8 infortuni mortali a Vicenza nei primi 6 mesi dell'anno. Siamo gli ultimi in questa triste classifica nel Veneto e quindi abbiamo l'assoluta necessità di intervenire. Vicenza ha un tessuto, ha avuto troppi infortuni, ha un tessuto di piccole aziende che bisogna sostenere, aiutare ma controllare. 3 i punti in cui secondo i sindacati è necessario intervenire. L'informazione in tutte le imprese, anche in quelle più piccole. La cultura della sicurezza da insegnare sin dai banchi di scuola. La capacità ispettiva attraverso il potenziamento dei controlli dello Spisal e dell'ULS. Ci ha anticipato nella proposta. Noi andavamo su per chiedere un tavolo comune. Il prefetto ci ha assicurato che questi 3 punti sono centrali anche per la prefettura. Il prefetto aveva già l'idea di un tavolo congiunto, anche allargato, con tutti gli organismi presenti e le associazioni del territorio. Il prefetto ha dato disponibilità a settembre naturalmente di avviare questo tavolo di confronto permanente. Noi a settembre ci ritroviamo tutti insieme. Ed ora nel Bellunese, sul Nevegal basta con il gioco dello scaricabarile delle idee confuse. Il gruppo consigliare del PD ed i massimi esponenti bellunesi del partito stanno valutando una mozione di sfiducia contro la giunta Massaro, perché il Colle e i suoi operatori hanno diritto ad una dignità ora negata. Stiamo cercando di capire qual è l'azione politica migliore per riuscire a scuotere un po' questa amministrazione e questa città. È la mozione di sfiducia la via praticabile e percorribile per mettere sul banco una volta per tutte idee, proposte e coraggio che sul Nevegal risultano assenti e ingiustificati, e non da ora. Lo Stato Maggiore del Partito Democratico Bellunese ha deciso di rispondere così alla gestione confusa della partita strategicamente più importante per la città, per la provincia e la regione, se è vero, come è vero, che tutti sul futuro del Colle si sono detti disponibili, ma solo a parole. Questa città pian piano sta cadendo e rispetto al Nevegal è chiaro che continueremo a chiedere delle risposte, perché troppe sono state le promesse. Il Nevegal non è solo sci, ma dallo sci non può prescindere. L'incertezza che si protrae oramai da troppo tempo rischia di ripercuotersi sulle attività che di Nevegal vivono e che hanno diritto a pari dignità. Lo sci è necessario e rimane necessario, come rimangono necessari gli impianti, perché noi riteniamo che attività invernale e estiva veda la presenza degli impianti. Tutte le altre
località vivono con gli impianti anche d'estate, perché di fatto deve essere un territorio anche accessibile a chi magari non ha le capacità di salire in montagna semplicemente a piedi. Dicono i vertici del Partito Democratico bellunese, peraltro inspiegabilmente esclusi dalla commissione creata ad hoc a Palazzo Rosso. Per noi c'è già un progetto, è quello di Nevegal domani, che nasce dal sentire della gente e degli operatori, ma per attuarlo ci vuole tempo e se chiude il Nevegal salta tutto. Il partito parla di troppi alibi accampati dall'amministrazione Massaro solo per nascondere le proprie incapacità sul Nevegal e sulle grandi opere più in generale, e così rilancia. Certo, noi chiediamo alla Regione, alla Provincia, all'amministrazione comunale, che hanno dichiarato un anno fa che il Nevegal è patrimonio non solo della provincia di Belluno, non solo della Val Belluna, ma di tutta la Regione Veneto, di darci qualche risposta concreta. Da Belluno a Padova, iniziativa unica in Italia. In Piazza dei Signori gli esercenti rinunciano alla plastica. La plastica è uno dei grossi problemi che abbiamo adesso e perché no, non utilizzarla più, si può bere benissimo un buon cocktail senza plastica o se no utilizzando una cannuccia, diciamo, una cannuccia biodegradabile. Svolta verde per i locali di Piazza dei Signori. Dal 1 agosto messa al bando la plastica usa e getta. La piazza, famosa per l'orologio senza un segno zodiacale, ora avrà un nuovo primato. Sarà la più ecologica d'Italia. Perché la plastica è giusto eliminarla anche per salvaguardare l'ambiente che ci circonda, che ce ne insomma torna qualcosa di utile anche per noi. 13 i locali che affacciano sulla piazza e che hanno scelto di usare stoviglie e bicchieri completamente riciclabili e compostabili. L'obiettivo che ci siamo dati anche insieme all'assessore all'ambiente Chiara Gallani e al sindaco Sergio Giordani è di provare ad anticipare a Padova i tempi dell'applicazione della direttiva che mette al bando la plastica usa e getta dal 2021. Vogliamo stimolare a Padova, diciamo, i consumi ma anche l'attenzione degli operatori economici per far sì che qua si possa partire prima con un modello di economia circolare, per cui i rifiuti vengono utilizzati come materia prima e non come materia di scarto che poi purtroppo spesso finisce in mare. Una scelta che ha anche un costo per gli esercenti, che andranno a spendere dal 20 al 30% in più rispetto ai prodotti usa e getta, costo che garantiscono non ricadrà sulle spalle dei consumatori. No, quello assolutamente no, anche perché comunque il bicchiere e la cannuccia incidono veramente in maniera molto marginale sul costo del prodotto finito, che naturalmente invece è composto soprattutto dalla materia prima. Le ultime immagini del lupo che passeggia tranquillamente in paese arrivano dall'altopiano di Asiago ed oggi la Regione decide di raddoppiare i fondi contro i danni delle predazioni di bestiame. Le ultime immagini del lupo sono di 3 giorni fa a Tresché e Cesuna, sull'altopiano dei 7 comuni, e provengono, non è un caso, dal gruppo Lupo Asiago. Se ne va in giro tranquillamente per strada, per nulla intimorito dall'essere in una zona densamente urbanizzata. Le ultime predazioni, sempre in altopiano, erano di 2 giorni prima, nella zona di Valbella e Col del Rosso, a Gaglio, anche qui molto frequentata dai turisti. La Regione Veneto a questo punto non ha potuto fare altro che raddoppiare i fondi per attivare la protezione dei capi di bestiame portandoli a 120.000 euro. Il primo semestre di quest'anno infatti vede un bilancio di 148 capi di bestiame predati dai lupi, con una prevalenza di ovini e caprini, ma come abbiamo visto non si fermano neppure di fronte ai bovini isolati. Non c'è ancora un aumento rispetto allo scorso anno, che era stato comunque piuttosto negativo per gli allevatori, ma la stagione è tutt'altro che finita e i conti andranno fatti alla fine. L'assessore Pan ricorda che l'indennizzo per la perdita dei capi è del 100% e nel 2019 sono già stati spesi 200.000 euro. L'80% delle predazioni avviene, ricorda sempre il responsabile dell'agricoltura in regione, soprattutto quando il bestiame è privo di protezione, a cominciare da recinzioni mobili. Il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, ricorda però che le protezioni in una zona come quella dell'altopiano con 70 malghe sono praticamente impossibili da realizzare perché comporterebbero centinaia di chilometri di barriere. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà di Nord-Est, terra di meraviglie, assieme a Giuliano Vantaggi, direttore di DMO Belluno, e Bruno Bertero, Promo Turismo Friuli Venezia Giulia. E questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo.
Ci lasciamo alle spalle anche luglio, l'ultimo giorno del mese sarà caratterizzato dal bel tempo ma con la consueta variabilità diurna sui monti. Ecco il dettaglio della giornata di mercoledì. Sul Veneto avremo condizioni di tempo in prevalenza buono al mattino con tanto sole. Dal pomeriggio qualche temporale sulle Alpi ma che localmente potrà scendere fin verso le pianure, in particolare vedete su quelle veronesi e vicentine. Valori termici sostanzialmente stazionari con minime tra 21 e 24 gradi, temperature massime comprese invece tra 28 e 31 gradi, quindi sostanzialmente calde ma del tutto gradevoli. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento solo con qualche nube in più sui monti e con qualche isolato piovasco ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché identica, con sole dappertutto, ma anche in questo caso non si esclude la formazione di temporali sparsi a partire dal pomeriggio e in serata. Temperature invariate, minime tra 20 e 21 gradi, massime comprese tra 30 e 31 gradi. Bene, dal meteo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.